Alla guida scegli la sicurezza, un messaggio chiaro rivolto ai cittadini cui è indirizzata la nuova campagna sociale che vede in campo la Polizia di Stato e un grosso distributore commerciale qual è l'Aspiag Service de Spar. Può sembrare un'ovvietà richiamare per l'ennesima volta l'attenzione dell'utenza su queste tematiche, ma purtroppo noi vediamo che nonostante ogni richiamo, ogni appello eccetera eccetera, sì, la situazione sembra migliorare, ma rimane ancora molto da fare. 990 i servizi di vigilanza sul territorio nel corso dell'ultimo anno, durante il quale sono stati rilevati 167 incidenti stradali, 4 dei quali con esito mortale. La Poststrada ha contestato oltre 4.000 infrazioni, tra le quali 87 per guida in stato di ebbrezza, 104 le patenti ritirate. Ci vuole massima prudenza, i consigli sono sempre quelli di evitare distrazione alla guida, e quindi veniamo al tema del telefono, del cellulare, smartphone, che ovviamente non va minimamente toccato quando si è alla guida. E poi evitare l'assunzione di alcol o droghe, adeguare la velocità al tempo e al luogo, controllare l'efficienza del veicolo e rispettare i tempi di riposo quando, come accadrà durante l'estate, gli spostamenti verso i luoghi di vacanza potranno risultare lunghi. Questa mi sembra una campagna straordinaria per cercare di coinvolgere quanto più utenza possibile e trasferirgli e ribadire dei messaggi che sono conosciuti, ma che è sempre bene ricordare. È un progetto che copre tutta la regione del Veneto, quindi tutte le 7 questure. Abbiamo creato questo opuscolo che si troverà dentro i punti vendita della città di Belluno e della provincia. Noi speriamo che non si fermi solo all'utilizzo dell'opuscolo dentro i punti vendita, ma che ci sia nei prossimi mesi anche la possibilità di comunicarlo anche in altri ambienti, tra cui le scuole o anche le associazioni sportive.